Buonasera, benvenute, benvenuti a questo ultimo appuntamento prima della serata del premio Terzani. Grazie per la giornata di oggi. Una domanda cruciale, quella del confronto che andiamo ad ascoltare: quanto capitalismo possiamo sopportare? A questa domanda cercheranno di rispondere il professor Mauro Bonaiuti, che insegna economia solidale e sostenibilità all'Università di Torino ed è tra i fondatori dell'Associazione per la Decrescita che attualmente presiede. Vi ricordo il titolo del suo ultimo libro, La grande transizione, il declino della civiltà industriale e la risposta della decrescita. In collegamento con noi, la ringraziamo, la professoressa Clara Mattei, insegna economia alla New School for Social Research di New York. Ricordo anche il suo ultimo libro, L'economia è politica. A moderare il confronto Marco Pacini, lo conoscete, è di casa, giornalista e scrittore, con Paolo Cerutti tra i fondatori del nostro festival. Il suo ultimo libro, anche per lui, Zona Critica, uscito da poco, edito da Meltemi. Marco è anche membro della giuria del premio Terzani. Chiedo scusa per il riflesso che vedete sullo schermo, non sono le nostre luci, purtroppo è la luce del sole che filtra dalla finestra. Vi ringrazio e lascio la parola a Marco. Buon ascolto. In effetti, buonasera, grazie per essere intervenuti, grazie alla professoressa Mattei e al professor Mauro Bonaiuti, il cui lavoro negli ultimi anni mi sembra importante, ma noi ci concentreremo soprattutto su due ultimi libri che di solito non si fa, ma lo faccio perché sono secondo me molto importanti, li segnalo subito, li ha già menzionati Paola, li mostro. Il libro della Mattei, L'economia e politica, e il libro del professor Bonaiuti, La grande transizione, che consiglio vivamente per cercare di intercettare i tempi in cui stiamo vivendo e per cercare di attrezzarsi un po' contro, diciamo, il pensiero unico, come è stato più volte definito, che domina le nostre economie, le nostre politiche economiche e in fin dei conti la nostra civiltà occidentale. 20 anni fa, la prima edizione di Vicino Lontano, azzardammo un titolo che suonava così: quanta Cina possiamo sopportare? Era un titolo discutibile sul piano, diciamo così, perché poteva suonare un po' eurocentrico, no, chi siamo noi che sopportiamo e loro che devono essere sopportati. Tuttavia, 20 anni fa intercettava come dire, l'ultima fase della grande espansione del capitalismo di Stato cinese, con quello che oggi stiamo vedendo. Oggi, a 20 anni di distanza, ci riponiamo la domanda non sulla Cina ma sul capitalismo in generale, e questa volta senza equivoci e senza imbarazzi come poteva essere nel caso della Cina, perché è un tema cruciale che abbiamo voluto, decidendo il titolo insieme al comitato scientifico e ai curatori del festival, abbiamo voluto andare dritti sul problema, in qualche modo, senza girarci tanto intorno. Perché quanto capitalismo possiamo sopportare? Semplicemente perché, dal mio punto di vista, che naturalmente conta poco, ma poi sentiremo i nostri ospiti, come succede per la biosfera, e ieri sera abbiamo parlato di clima, di crisi ecologica, eccetera, così anche per il capitalismo stiamo superando dei tipping points, come dire, stiamo superando dei limiti sul piano delle ineguaglianze, delle disequità, delle cose che non immaginavamo di poter superare solo qualche decennio fa. È inutile che faccia degli esempi anche numerici, eccetera, perché tutti conosciamo la deriva, come dire, di iniquità e disuguaglianza che sta producendo il capitalismo nella sua versione di neoliberalismo spinto. Quindi passerò subito la parola ai miei ospiti, proprio con questa domanda, quella che dà il titolo all'incontro,
che potrebbe anche essere l'unica domanda, io potrei andarmene, ma insomma farò in modo, perché potrebbero parlare un'ora su questa domanda, io risulterei inutile, ma siccome voglio ascoltarli da vicino resto qui. Gli pongo questa domanda pregandoli di dare una risposta sintetica che serva un po' da introduzione a quello che poi diremo. Cominciamo, buonasera Clara. Quindi, quanto capitalismo possiamo sopportare, Clara Mattei? Non si sente. Un attimo. Ecco, dovevo soltanto togliere il muto. Eccoci. Direi molto molto poco, soprattutto nel momento storico in cui viviamo, in cui vediamo chiaramente quanto il genocidio, l'attacco su Gaza sia effettivamente una fonte di enormi profitti per il capitalismo e per gli shareholders delle grosse compagnie. Voglio solo dire che sono in questo momento impegnata in una presa di posizione da parte dei professori universitari della mia università, che abbiamo fatto questo encampment di solidarietà per Gaza, cosa che è la prima volta che i professori, non soltanto gli studenti, fanno questo atto di manifestazione, appunto perché stiamo cercando di mettere pressione sull'università per disinvestire da 13 grosse corporation che stanno facendo affari d'oro con Israele e proprio affari d'oro nelle bombe che vengono buttate su donne e bambini. Ricordiamo che sono quasi 40.000 morti soltanto ufficiali, di cui la metà sono bambini. Il progetto Nablus è un tipico caso. Google ha fatto affari, ha ricevuto un contratto da 1,2 miliardi di dollari da parte dell'esercito israeliano per sviluppare della tecnologia intelligente per targettare appunto i civili. Quindi siamo in un momento storico in cui davvero il distacco cruciale tra lo scopo della nostra economia, che è appunto quella di massimizzare i profitti e i bisogni dell'essere umano e la salvaguardia delle vite umane, questo distacco non potrebbe essere più eclatante, tant'è che effettivamente viene fatto qualsiasi cosa pur di cercare di nascondere quella che è un'evidenza che però non si può più nascondere. Quindi quello che vorrei sottolineare è che quanto questo momento di battaglia, che davvero di proteste che sono a livello mondiale, siano battaglie che mettono al centro quanto la questione di Gaza sia veramente l'esplosione in un microcosmo di tutte le contraddizioni del nostro sistema. Un sistema che appunto non solo opera secondo una logica che è completamente distaccata, di nuovo ripeto, rispetto alla logica dei bisogni umani, ma non è soltanto quello, non soltanto c'è distacco, c'è anche il fatto che appunto l'accumulazione di capitale, quello che noi osanniamo come crescita del PIL, questa crescita dipende dallo sfruttamento in senso tecnico della maggioranza della popolazione globale. Quello che io cerco di sottolineare anche nel titolo del mio libro in inglese, che purtroppo non è stato riportato nel libro Operazione Austerità come Einaudi precedente appunto all'economia politica, è The Capital Order, ovvero il capitale come moneta, come accumulazione di risorse, come crescita del PIL, si basa sul capitale come relazione sociale per cui la maggioranza dei cittadini a livello globale non ha alternativa fuorché quella di vendere la propria forza lavoro in ritorno di un salario che è molto più basso rispetto al valore che ciascuno di noi produce, e per di più noi non abbiamo alcuna sovranità sull'attività del nostro lavoro né sul prodotto. Faccio quest'ultimo esempio e poi chiudo. Appunto ci sono stati tantissimi arresti non soltanto tra gli studenti, tra i professori, ma anche tra i dipendenti di Google. I dipendenti di Google hanno fatto parecchie manifestazioni anche occupando l'ufficio del loro amministratore generale, perché loro sono costretti ad andare a lavorare appunto per sviluppare tecnologia che
effettivamente serve a uccidere bambini e donne che stanno soffrendo non solo per le bombe, ma per la fame e completa mancanza di sanità, di scuole, tutto ormai bruciato. Ecco, il fatto che questi lavoratori si rendano conto che nell'andare a lavorare loro stanno collaborando a un progetto di genocidio a cui non vogliono partecipare, mette benissimo, secondo me, in luce quello che è la condizione di alienazione che distingue il capitalismo come sistema socio-economico, che appunto è diverso da tutte le altre economie. Chiudo dicendo, noi parliamo tanto di economia, ma quello che cerco appunto di mostrare nell'economia politica è che noi viviamo in uno specifico tipo di economia, appunto l'economia capitalistica, che si basa proprio sullo sfruttamento. Su questo torneremo, perché è un concetto chiave sia per i lavori tuoi che per i lavori di Mauro Buonaiuti. La stessa domanda, che richiede una breve introduzione e poi entriamo più nello specifico. Quanto capitalismo possiamo sopportare, dunque? La mia collega è stata molto brava a partire dall'attualità e quindi a darci proprio questo senso del massimo, no? Della distanza tra chi accumula appunto profitti finanziari e chi soffre, diciamo, le bombe. Però sarei anche per notare che questa cosa è sempre stata un po' ambivalente nella storia, no? Nel senso che io sono per uno sguardo di lungo periodo, come poi anche in parte la mia collega, e quindi nel tempo lungo noi osserviamo che le persone in realtà sopportano molto, no? Sanno sopportare molto, sia in termini di ingiustizie, sia in termini appunto di guerre, eccetera. Quello che quindi io ho provato nel mio libro a mettere in evidenza è forse soprattutto un altro aspetto, no? Cioè quanto il capitalismo può sopportare se stesso, cioè superare le proprie contraddizioni, che poi ovviamente è un vecchio tema che si era posto anche Marx, e se volete, secondo aspetto, ma non ultimo, quanto il pianeta può sopportare, che invece è diciamo, un aspetto relativamente nuovo, perlomeno rispetto a quanto era ai tempi appunto di Marx. Allora, provo ad accennare brevissimamente a questi due aspetti e poi ci ritorneremo. Cosa significa il capitalismo può sopportare se stesso? Significa che, dal mio punto di vista, le cose sono cambiate, stanno cambiando molto rispetto all'età dell'oro, diciamo, dell'industrializzazione, no? Rispetto non solo alla prima rivoluzione industriale, ma anche agli anni del boom, no? Agli anni per gli Stati Uniti in realtà il massimo della produttività è stato raggiunto prima della seconda guerra mondiale, ma per l'Europa nell'immediato dopoguerra, negli anni 50 e 60 e anche 70 in una qualche misura, anche se era già un periodo di crisi, sono stati quelli gli anni in cui ci sono stati i massimi, diciamo, margini per tutti, e quindi anche la possibilità di distribuire meglio questi margini tra capitale e lavoro, facendo, no, un po' tutti contenti. Quello che io ho cercato di dire in questo libro, ed è forse l'aspetto meno compreso, no? meno discusso, perché mentre appunto sulla questione ambientale oggi si dice tantissimo e sono ormai disponibili tantissimi dati, su questa questione si fa ancora più fatica, no? Soprattutto nei media, a parlarne. E qual è questa dimensione? Il fatto che, se ho visto giusto, se i dati che riporto sono giusti, e su questo mi piacerebbe un po' sentire anche il parere dell'amica e collega, stiamo di fronte a un declino della società industriale. Nonostante tutto quanto la finanziarizzazione, la new economy, no? L'economia
legata alle nuove tecnologie a partire dagli anni '80 ha reso possibile, non c'è dubbio che c'è stata una ripresa, un'onda, no? Che è durata una trentina d'anni attorno all'economia dell'informazione. Nonostante questo, l'onda lunga della rivoluzione industriale sta mostrando la corda, no? Cioè siamo in una fase di relativo declino, no? Di tutti i margini, quindi ovviamente poi ne parleremo. Esatto. Quindi questo cambia lo scenario, no? Cambia lo scenario. A sinistra è stato detto fino a tempi molto recenti, no? Quella famosa battuta, il capitalismo ha i secoli contati. Io direi che battuta non poteva essere più infelice, perché, come dire, no, sembra appunto che col capitalismo siamo costretti a convivere per i prossimi secoli. Io non credo che sarà così. È probabile, la teoria della complessità che qui è stata richiamata ce lo mostra, no? Può essere che davvero la rivoluzione scientifica, la rivoluzione industriale sia un evento unico, sia un evento straordinario che, come tutti gli eventi, ha una fase espansiva, una fase di massima maturità e una fase di declino. E chiaramente se declina il sistema stesso nella sua capacità di generare reddito, di generare margini per i vari soggetti, eccetera, chiaramente capite bene che tutti i problemi, tutte le crisi, a partire da quella ecologica, diventano insostenibili, insuperabili, no? Questo è il punto. Sulla crisi ecologica, se ho ancora un minuto, do un dato solo. Secondo gli studi di Rockstrom, insomma, di chi studia i limiti planetari, ci stiamo lavorando da tanti anni, l'attuale economia capitalistica supera i limiti, biofisici di circa l'80%. Questo significa che se volessimo rientrare nei margini di sostenibilità, le nostre economie, come l'economia italiana, l'economia europea, dovrebbe ridursi a un quarto circa nei consumi. Avete capito bene? Non ho detto di un quarto, a un quarto, cioè 4 volte, no? Anche già tenendo conto dei possibili incrementi di efficienza, eccetera, da 3 a 4 volte. Capite bene che una riduzione di queste dimensioni non è possibile mantenendo gli attuali assetti capitalistici. Io credo sia possibile, ma bisogna inventare qualcosa di diverso, qualcosa che funziona in un altro modo. Eppure è curioso, vero? Lo chiedo, è curioso secondo me, ma lo chiedo a Clara e a Mauro. È curioso che sia le verità economiche che dettano le agende politiche internazionali è rimasta l'unica verità in campo, no? Dio è morto, secondo il motto nicciano molto conosciuto, le verità sono state decostruite, c'è stata tutta una parte della cultura del Novecento che ha lavorato su questo. Addirittura pare che siamo entrati, oggi va molto parlare di post-verità, siamo entrati in un'era, eppure nonostante tutto questo c'è le verità economiche, soprattutto di una parte dell'economia che, con una brutta parola che non mi piace, viene chiamata mainstream, quella dei neoclassici per intendere, sembra essere l'unica verità rimasta con la V maiuscola in campo, e questo è molto curioso. Clara Mattei nel suo libro parla di naturalizzazione del capitalismo, parlavo dell'economia, ma insomma dell'economia capitalista, parla di naturalizzazione del capitalismo, e vorrei leggere, se mi permette il pubblico e anche Clara, un brevissimo passo dal suo libro che dice:
ciò che è irrazionale secondo la logica dei bisogni, quello che un po' diceva prima, ma adesso magari lo approfondisce, è invece del tutto razionale secondo la logica dei profitti. Nelle società in cui viviamo la seconda prevale sulla prima, ma non si tratta di un fatto naturale e sempiterno da registrare e accettare passivamente. Stiamo invece parlando di un fenomeno contingente che ha una sua origine e una sua storia. Ecco, su questo mi pare che, pur con approcci diversi e posizioni diverse, tra Mauro Bonaiuti e Clara Mattei possa esserci sintonia. Ma allora com'è che è avvenuta questa... No? Clara, tu metti nel tuo libro, è molto chiaro, il capitalismo è un fatto storico, nato in termini storici l'altro ieri, eppure siamo dentro il famoso TINA, dentro l'ideologia inevitabilista che lo presenta ancora come verità e che condiziona tutte le agende. Come è potuto accadere anche da un punto di vista storico, che abbiamo eliminato tutte le altre verità e questa è rimasta l'unica in campo, con tutti i danni che produce e che voi avete appena in parte descritto, sia sul fronte ecologico che sul fronte delle guerre o delle iniquità e delle disuguaglianze di cui tu hai parlato. Cominciamo da Clara. Accendi l'audio. Sì, è una domanda complessissima e comunque estremamente affascinante, perché e di nuovo forse è importante rifarsi al concetto di critica all'economia politica, che era appunto il motivo per cui il metodo che propone un pensatore come Karl Marx, che poi ovviamente ha influenzato moltissimi altri come Antonio Gramsci, il punto è non soffermarsi sul contenuto delle teorie economiche, ma sulla forma, nel senso le categorie concettuali che noi prendiamo per scontato sono le cose più interessanti da analizzare, perché sono proprio queste categorie concettuali che sono l'espressione di un determinato tipo di società in cui ci troviamo, che abbiamo noi stesso costruito. Quindi l'idea fondamentale è che perché le verità economiche in qualche modo prevalgono? Perché sono appunto il riflesso del fatto che viviamo in una società in cui le priorità economiche, nel senso la priorità di quella che è poi quella che possiamo definire la competizione reale, nel senso che mentre appunto i lavoratori si trovano in condizione di dipendenza dal mercato, dovuto appunto all'accumulazione primitiva, a tutti i metodi in cui storicamente le persone hanno perso accesso ai propri mezzi autonomi di sussistenza, e questo è l'origine del sistema economico che si può datare intorno al 1400-1500 in Inghilterra, ma in parti diverse del mondo hanno diverse storie. Quindi questo momento in cui le persone perdono la possibilità di effettivamente essere autonome nella propria sussistenza e devono invece vendere la propria forza lavoro dal momento in cui appunto sono distaccate dalle terre, dall'accesso alle risorse, mentre appunto questa è la condizione della maggioranza di noi, anche coloro che beneficiano dal sistema, quindi diciamo quelli che possiamo definire i capitalisti, che quindi sono coloro che ci impiegano e ci sfruttano, anche coloro sono comunque intrappolati nella morsa della competizione reale, tale per cui per poter realizzare i loro profitti devono vendere sul mercato le merci, e le merci appunto possono essere anche diciamo servizi, no? Devono vendere i propri servizi, le proprie merci a dei prezzi inferiori, più competitivi rispetto ai loro avversari. Ecco che questo è proprio il dominio in qualche modo della forma valore, cioè il fatto che noi organizziamo la società con la priorità di dover mettere prima le precondizioni per la realizzazione del progresso, e questo ci pare qualcosa di oggettivo, di esterno. E ecco perché appunto la verità economica ci pare così oggettiva e in qualche modo impossibile da controllare. È impossibile da controllare perché effettivamente il sistema economico controlla noi, controlla anche coloro che sono
in cima e beneficiano. E questo è molto importante per capire quanto effettivamente uno può dire la nostra nuova religione è effettivamente l'economia, ma non per caso, perché l'economia ci domina. Questo che vorrei cercare di spiegare, quanto il fatto che noi diamo priorità alla dimensione economica non sia casuale, ma sia appunto lo specchio del tipo di economia che abbiamo organizzato, del tipo di società che abbiamo organizzato, in cui le priorità economiche sono realmente È quelle un che ci schiacciano. come dice il titolo del tuo libro, è un fatto politico. E questa è la cosa importante, è un fatto politico, Politico. ma è un fatto non soggettivo, no? E il punto è Certo. questo, no? È un fatto politico, nel senso che ovviamente l'economia non è un oggetto esterno a noi, ma è il risultato di rapporti sociali specifici, ma appare come qualcosa esterno a noi proprio per il tipo di sistema che abbiamo creato, che è un sistema che ci domina e quindi in qualche modo le merci dominano noi, ci paiono distaccate da noi e quindi ci paiono oggettive. Quello che Marx, concludo, considerava il feticismo della merce è proprio per evidenziare questo. Lui voleva dire le società primitive erano società in cui si adorava, appunto, c'erano gli antropologi del 1800 che deridevano, diciamo, in qualche modo si credevano superiori alle società primitive che adoravano delle statuette, no? Quello che si credeva è, beh, certo, questa statuetta non è che la proiezione delle nostre idee che noi invece vediamo come distaccate e quindi ci dominano. Marx dice, guardate che noi, come abitanti del capitalismo moderno, non siamo meglio di queste tribù, anzi abbiamo portato questa relazione di dominio alle estreme conseguenze, perché sono relazioni sociali che abbiamo costruito noi storicamente, ma queste poi ci dominano e quindi dominano soprattutto il nostro pensiero, in tal modo che pensiamo che queste categorie economiche siano oggettive e abbiano una vita autonoma da noi, ma in realtà questo è quello che non ci lascia capire che invece dobbiamo tornare a credere nella nostra soggettività, nella nostra capacità di rompere con le categorie economiche, di creare alternativi mondi, come diceva il mio collega. Ma questo è molto difficile da vedere, non soltanto perché, e concludo, gli ideologi sono bravi a farci apparire l'economia come molto scientifica, grazie ovviamente ai modelli, alla matematica, c'è di più. Il motivo per cui noi crediamo ai modelli economici è che siamo intrappolati nelle relazioni sociali, capitalistiche, in cui invece dell'umanità domina l'accumulazione di capitale. Tu fai, poi ci torniamo, però no, le cose che hai appena detto mi fanno venire in mente che tu fai ampio uso di categorie marxiane come sfruttamento, plusvalore, eccetera, che qualcuno pensava di aver liquidato qualche anno fa, ma che ahimè tornano di estrema attualità per certi versi, poi in una visione naturalmente del XXI secolo, ma poi ci torneremo magari anche con qualche esempio. Tu nel libro, a proposito di sfruttamento e plusvalore, fai l'esempio della Apple, se non ricordo male, ma poi magari ci torniamo. Nel frattempo però io volevo girare la stessa domanda. Il mio stupore di fronte a queste premesse: è tutto lì, è tutto visibile, il degrado ambientale, lo sfruttamento, le disuguaglianze che sono esplose in modo... è tutto visibile, eppure c'è questa verità. L'aggiunta che vorrei fare a questa domanda che ti ripropongo è: eppure abbiamo avuto, e tu lo sai bene perché sei forse il massimo studioso italiano di Georgescu Reghe e della bioeconomia, eppure abbiamo avuto dei pensatori, e li abbiamo ancora, uno di questi sei tu, ma ce ne sono altri, che ci hanno messo in guardia. Guardate che il modello è sbagliato, cioè, guardate che non possiamo lasciare fuori, come dire, i costi ambientali, eccetera, come fossero, così vengono chiamate, delle esternalità, come fossero semplicemente dei costi da mettere al libro bilancio che si possono coprire, cioè è tutto chiaro. Sì. Eppure... Sì, su questo sono molto d'accordo con quanto ha detto la collega. In qualche modo la decrescita nasce da un
come dire, gli strumenti concettuali che sono stati richiamati fanno un po' parte della critica del capitalismo da cui la decrescita parte, ovviamente aggiungendo la critica ecologica quantomeno, no? sin dall'inizio. Ecco, il movimento della decrescita nasce più o meno negli anni 2000, no? Quindi è in quel periodo che si fa questa sintesi, no? Questo confluire diciamo, del filone della critica allo sviluppo, della critica al sistema capitalistico con la questione ecologica. Però era già tutto molto chiaro molto prima, appunto. Georgescu Roegen scrive dell'insostenibilità ecologica del modello capitalista all'inizio degli anni 70, quindi ormai sono 50 anni. E del no? 72 c'è il famoso rapporto. Esatto. Sono 50 anni in cui diciamo, chi vuol vedere vede e sa, quindi è tutto chiaro da una cinquantina d'anni. E questo ci potrebbe però un po' deprimere, no? Troppo, nel senso che un conto è come dire, no? La razionalità, la verità scientifica, verità, insomma una certa consapevolezza di alcune oggettive, grosse, forti evidenze che peraltro allora non erano così sicure, oggi abbiamo una mole di numeri straordinaria. Un conto è invece cominciare a pensare e a costruire, no? Un modello diverso di economia. Questo è molto più difficile ovviamente perché, come diceva la collega, tutto lotta in qualche modo contro, no? Siamo preda di questa sorta di immaginario collettivo, no? Come diceva Castoriadis, l'uomo moderno non ha certezze se non quella che aveva presto un nuovo televisore a colori, se non un nuovo smartphone, eccetera. No? E quindi sì, bisogna uscire da questa trappola e magari ora possiamo cominciare a dire qualcosa su questo, no? su come. Su come uscire da questa trappola, ma ci torneremo sicuramente. Clara Mattei, ho lasciato una domanda in sospeso, se puoi rispondere brevemente, poi torniamo a interloquire. L'uso che tu fai di questi concetti, di queste categorie marxiane, che anche chi non ha studiato economia o filosofia sicuramente le conosce in qualche modo, plusvalore, sfruttamento, eccetera. In che senso tu le riproponi? E dal libro traspare che tu voglia dire, guardate che non sono cose, sono tutt'altro che concetti da mettere in soffitta, anzi li metto lì, li butti lì perché sono ancora più attuali, se non ho capito male il senso di quello che hai scritto. Assolutamente, assolutamente, e questa è la grossa intuizione che appunto proviene in qualche modo espressa benissimo da qualcuno come Antonio Gramsci, il fatto che non c'è nulla di più politico di come noi guardiamo e interpretiamo il mondo, no? Io ai miei studenti faccio sempre vedere il tipo di lente che uno indossa cambia completamente non solo come capiamo le cose, ma anche la nostra possibilità di agire e di cambiare. Quindi quello su cui ho cercato di giocare anche nell'economia politica e nel mio lavoro è mostrare la differenza di lente che si può avere se uno indossa la lente dell'economia ortodossa, dell'economia neoclassica, che è quella che purtroppo è l'unica lente che si studia all'università. Pochissimi posti propongono questa lente alternativa, in cui effettivamente si rimane a livello di superficie, si rimane a livello di categorie appunto feticistiche, no? Il mercato, c'è l'individuo che sceglie, si rimane a livello delle scelte di mercato e si idealizza il mercato come luogo in cui si possono massimizzare le nostre necessità. Vediamo appunto come si idealizza il sistema, perché
sappiamo benissimo che il sistema, appunto, la priorità del sistema non è massimizzare le nostre necessità, ma è massimizzare il profitto. Invece questi modelli qua danno una falsa visione, ci illudono del fatto che siamo noi al centro dell'economia. Quindi questa lente, diciamo, neoclassica, che sta a livello di superficie, a livello del mercato, è molto diversa dalla lente che cerco di sviluppare nel mio libro, che è una lente che invece dice no, non ci fermiamo a prendere per scontato le categorie che ci paiono così ovvie nell'economia capitalistica, andando all'intervento precedente, andiamo oltre, scaviamo in profondità e focalizziamoci invece sui rapporti sociali di produzione specifici del nostro sistema economico. E vorrei dire questo: il motivo per cui questa lente differente e importante è che è una lente emancipatoria, e il motivo per cui è una lente emancipatoria è che ci rendiamo conto che il sistema capitalistico, per quanto appunto, come spiegato il mio collega, sia molto capace a, diciamo, a proteggersi e a rielaborare, diciamo, modi per avanzare al di là delle proprie contraddizioni e limiti, sia un sistema fondamentalmente fragile, nel senso che un sistema basato sulla oppressione, lo sfruttamento in senso tecnico, di nuovo, la perdita di capacità di avere controllo sul proprio lavoro che viene lasciata da altri, un sistema basato sull'oppressione e lo sfruttamento della maggioranza, ok? È un sistema che sta in piedi soltanto se viene attivamente protetto dalla minoranza che ne beneficia. Quindi è un sistema che deve costantemente avere, per esempio, lo Stato capitalistico, che interviene attivamente. Il mercato non è spontaneo, mentre appunto l'economia neoclassica ci dice che il mercato è spontaneo. Il mercato è tutto fuorché spontaneo. Non ci sarebbe mercato senza Stato che protegge la proprietà privata, ma soprattutto alimenta la nostra dipendenza dal mercato per renderci docili, per chiuderci gli occhi alle possibilità alternative, perché l'unica cosa di cui ci dobbiamo preoccupare è arrivare al fine mese per poter pagare l'affitto, il cibo, magari la sanità o la scuola, come capita qua negli Stati Uniti. Quindi è molto importante renderci conto che la lente che propone, una lente, diciamo, che propone appunto lo sguardo sui rapporti sociali, ci dice anche che questi rapporti sono storici, possono essere cambiati, e dato che i rapporti attuali sono rapporti in cui la maggioranza è succube, questa maggioranza potrebbe cambiare le cose. Non succede perché la minoranza protegge il sistema. Il modo migliore per proteggerlo, ovviamente, tramite le politiche di austerità, su cui ho lavorato moltissimo, soprattutto nella storia, che ti mostra quanto l'austerità sia molto funzionale al capitalismo, perché appunto toglie le risorse alla maggioranza e le trasferisce attivamente alla minoranza, e in tal modo riesce a mantenerci tutti in qualche modo silenziati e convinti che stiamo seguendo delle ricette tecniche. Non c'è nulla di tecnico nell'austerità, la priorità non è il pareggio del bilancio, né curare l'inflazione. Queste sono in qualche modo letture di superficie che nascondono un progetto molto più importante, che è quello appunto di salvaguardare i rapporti sociali di produzione, che se non si mantengono il sistema cade a pezzi, ed è molto facile che questo accada storicamente. Il sistema ha avuto tantissime crisi in cui le persone hanno detto basta, noi vogliamo qualcosa di diverso. Ecco, dunque, fino qui diciamo c'è una certa sintonia, cioè noi siamo dentro quello che in scienza o filosofia della scienza si chiamerebbe un paradigma, che è il paradigma neoclassico, diciamo, del pensiero così, che poi con varie sfumature e varie derive, la deriva, come abbiamo già detto, che stiamo vivendo è macroscopica e spaventosa per certi versi, e fino a qui siete d'accordo. Tuttavia mi è sembrato di capire che mentre per uscire da questo paradigma immaginare qualcosa di diverso da una cosa che viene presentata come naturale e non lo è affatto, mentre Clara Mattei propone scavalchiamo i neoclassici, questo paradigma, e torniamo ai classici,
Mauro Bonaiuti invece dice no, non torniamo ai classici, quello che bisogna, sulle orme anche o in sintonia col tuo collega Serge Latouche, quello che dite in sostanza Maestro, è... più che collega. Com'è? Maestro direi, se Maestro, sposare ancora questa maestro. categoria un Ecco, po'... quello che dite voi invece no, la posizione è diversa, non si può nemmeno tornare ai classici perché si tratta proprio di... cito Latouche proprio nell'introduzione del tuo libro, si tratta né più né meno che uscire dall'economia. Cioè non è che dobbiamo recuperare, non c'è un'economia buona che dobbiamo recuperare per sconfiggere quella cattiva che è quella che attualmente detta le agende e provoca i danni che provoca. Bisogna decolonizzare l'immaginario economico e uscire dall'economia. Su questo vorrei che confrontaste i vostri due punti di vista per capire meglio, visto che fin qui mi sembravate che sembrava ci fosse una certa sintonia, diciamo. Sì, faccio un piccolo passo indietro, sempre ritornando alla tua domanda iniziale, no? Sul quanto capitalismo possiamo sopportare, perché vorrei aggiungere un tassello che può essere utile, credo, poi anche per la discussione. Cioè, oltre alla questione dello sfruttamento, che appunto la collega ha illustrato molto bene, che è fuori discussione, insomma, no? Soprattutto rispetto al sud del mondo, insomma, agli ultimi che assumono oggi ovviamente varie forme. Dicevo, oltre a questo, la insostenibilità del capitalismo è, soprattutto secondo me in Occidente, nelle nostre società ricche, legata alla perdita del legame sociale, no? Alla dissoluzione dei legami sociali. Questo tassello secondo me non ce lo possiamo dimenticare, cioè l'economia di mercato, come diceva il grande Polanyi, essendo basata su relazioni, no, mercificate, su relazioni di scambio in cui la relazione appunto si chiude nel momento dello scambio, no? Come diceva il grande apologeta del neoliberismo Friedman, nel grande supermercato globale non occorre conoscersi né tantomeno essersi simpatici, no? Cioè io vado al supermercato, pago e la storia finisce lì, no? Cosa significa la storia finisce lì? Significa che io pagando mi posso disinteressare completamente e non solo diciamo delle preferenze così culturali di chi sta alla cassa, ma anche ovviamente di come è stato prodotto quel bene, con quale tipo di sfruttamento, appunto, con quali relazioni insostenibili con l'ambiente, eccetera, eccetera. Questo tipo di relazione, che poi non è una relazione evidentemente sociale, distrugge le relazioni, no? In una società di mercato, infatti Polanyi giustamente diceva, quella di mercato non è solo un'altra economia, è un'altra società. La metamorfosi, non a caso richiama proprio l'esempio, mi pare, del bruco e della farfalla, che è esattamente questa cosa qui, no? La società di mercato non è solamente un altro tipo di economia, è un altro tipo di società che si è costruita sulla distruzione del legame sociale e delle comunità. Su questo hanno lavorato Ecco. più gli antropologi che gli economisti, forse. Certo, però appunto ci restituiscono un'idea cruciale che appunto il malessere nelle nostre società è legato sicuramente alla perdita di senso, no? All'anomia, ora non entro su questo, ma è legato anche banalmente al fatto che non abbiamo più relazioni sociali soddisfacenti. E su questo credo, no, questo perché è fondamentale per il nostro, diciamo, percorso diciamo di pensiero alternativo, perché oltre alla questione dell'ingiustizia ci pone nella prospettiva, no, costruttiva di immaginare un nuovo tipo di economia. E qui vengo alla tua domanda, perché tu dici, ma come economia? Latouche ha detto che occorre uscire dall'economia. Qui c'è un po' un gioco di parole, bisogna un attimo capirsi. Quando Latouche dice che occorre uscire dall'economia, intende dire che occorre uscire dall'immaginario economicista,
cioè appunto quell'immaginario che abbiamo appena detto, quello fondato sul cosiddetto homo economicus, cioè appunto sulla razionalità, sulla massimizzazione del profitto e sul fatto che l'unico, diciamo, soggetto economico è l'individuo e l'individuo egoista. Questa antropologia ci ha portato dove siamo, cioè no, a una società in cui non solo non si cresce più, e questo per le ragioni che dicevo prima, quindi come potremmo dire non c'è nulla di peggio di una società della crescita senza crescita, perché evidentemente a questo siamo oggi, no? Ma non solo questo, ma in una società in cui evidentemente le persone non stanno per niente bene alla fine, perché evidentemente mancano, no, di qualità delle relazioni sociali, di senso, eccetera. E quindi dobbiamo cominciare a immaginare una ricostruzione anche dell'economia in questo senso, cioè intendendo per economia il modo con cui le persone vivono e si procurano il necessario, quindi non intesa come sinonimo dell'economia di mercato, ma come, diciamo, modo di organizzazione della sussistenza in una società. E beh, ecco, allora qui abbiamo, come dire, cominciano ad emergere le coordinate, no, antropologiche, ecologiche e sociali di questo nuovo modello di società, che evidentemente deve essere, butto già lì qualche parolina chiave, no, che magari ci aiuta, dovrà essere decentrata rispetto, no, decomplessificata, più equa e capace appunto di ricostruire legami sociali soddisfacenti. Clara Mattei, tu invece riproponi. Sì, hai ascoltato la domanda precedente? No, dicevo, sì. Assolutamente. Allora, c'è tanto da dire. Allora, non è che proponga un ritorno con, diciamo, una nostalgia per pensatori passati. Quello che propongo è il fatto che per poter effettivamente cambiare la nostra società non basta appunto tentare di farlo a metà, bisogna tornare a ripensare proprio le fondamenta stesse della nostra società. E in questo senso la visione sistematica nel capire effettivamente quali sono le particolarità del nostro sistema economico sono molto importanti. Quindi autori come Smith o come Riccardo o specialmente come Marx sono importanti non tanto appunto per il fatto che fossero influenti al loro tempo, ma perché sono ancora persone che sono riusciti a guardare al nostro sistema economico come un tutto e cercare di capire quale ne sia la specifica logica e quindi quali siano i specifici limiti. E in questo senso l'idea fondamentale che ha riportato il mio collega rispetto all'individualismo spinto in cui siamo intrappolati, di nuovo vorrei enfatizzare questo fatto fondamentale, che non è soltanto il fatto che diciamo, siamo stati vittime di false ideologie. Sarebbe bello se fosse solo quello il problema. Il problema, di nuovo, secondo me è del tutto compatibile con quello che è stato detto un attimo fa, è che il fatto che noi siamo individualisti e che si è persa la relazionalità è proprio dovuto al fatto che il nostro sistema economico è uno tale per cui noi siamo intrappolati in relazioni impersonali in cui effettivamente abbiamo un rapporto non tra umani ma mediati dalle merci, e di nuovo le merci hanno priorità su di noi, e in questo senso appunto si è perso quello che è fondamentale ritrovare, che è appunto la progettualità politica cosciente di come organizziamo la produzione e la distribuzione delle nostre risorse. Finché rimaniamo intrappolati in una situazione in cui effettivamente non abbiamo più capacità di agire né come lavoratori né come imprenditori, perché di nuovo, ripeto, la cosa terrificante del nostro sistema è che perfino uno come Jeff Bezos, e questo è importantissimo, perché perfino uno come Jeff Bezos, che voglio dire ha in mano
la più grossa, il business più di successo e più gigantesco del nostro momento storico, non è esente dalla competizione reale rispetto ad altri grossi conglomerati. Il motivo per cui Jeff Bezos, per esempio, Amazon ha fatto una lotta esagerata contro dei tentativi minimi di sindacalizzazione di donne nere che vivono nel sud degli Stati Uniti, in cui richiedevano semplicemente un 10 minuti in più per la pausa per andare al bagno, dicendo che loro non riuscivano ad arrivare in tempo al bagno nella pausa che avevano. Questa lotta, spendendo moltissimi soldi per eliminare la possibilità di un voto per il sindacato, ci fa capire che Bezos sa benissimo che se lui diminuisce i tassi di sfruttamento, perde rispetto a un Alibaba, rispetto a un altro grosso conglomerato che riesce a produrre lo stessi servizi a minor costo e diciamo in maniera più competitiva. Ecco, questo è il punto, che questa non possibilità di agire coscientemente, attivamente, è veramente qualche cosa che dobbiamo riuscire a superare. E questo credo che, capendo quali siano i problemi del nostro sistema, riusciamo effettivamente a capire quali siano alternative che sono effettive alternative. Quindi io direi che purtroppo l'economia è qualche cosa che sarà parte della nostra vita, perché ovviamente produrre e distribuire i beni è qualche cosa che fa parte dell'essere umano. Il punto è che l'economia non deve essere l'economia per forza capitalistica, può essere un'economia differente e ci sono tantissimi esempi storici che ci mostrano quanto questo sia una possibilità, per quanto per noi faccia paura, perché siamo abituati a pensare che questo sia l'unico e il migliore mondo possibile. Sto guardando il tempo perché vorrei approfondire con i nostri ospiti alcuni aspetti che però credo porterebbero via molto tempo per i rendimenti decrescenti, che è un po' il cuore del tuo libro, ma credo che richieda una spiegazione abbastanza lunga, non dico tecnica, ma abbastanza lunga. E poiché vorrei lasciare, e poiché abbiamo i tempi segnati, perché i tecnici devono trasferirsi a teatro, e vorrei lasciare anche la parola al pubblico, vi farei un'ultima domanda, la domanda difficile, diciamo, cioè la domanda sul che fare, no? Ne parla sia Clara Mattei alla fine del suo libro, anche con una battuta, se vuoi, che vuoi fare la rivoluzione, le chiedono i suoi ospiti. E tu invece, alla fine del tuo libro, c'è l'ultimo capitolo, si intitola Scenari di futuro, e si concludono con alcune proposte. Gli scenari di futuro, adesso qui non li elenco tutti, ma insomma vanno dalla decrescita serena all'ipotesi di collasso e a varie altre ipotesi, involuzioni tecnocratiche, autoritarie, lo scenario 3 che è lo scenario della fortezza. Allora, ad entrambi, per concludere abbastanza rapidamente, così riusciamo a lasciare lo spazio per qualche domanda al pubblico, dopo questa analisi che dal mio punto di vista è stata molto precisa, con due approcci pur parzialmente diversi ma molto precisa, vorrei chiedere a Clara Mattei e a Mauro Buonaiuti di descrivere gli scenari possibili, e poi è chiaro, nessuno pretende da voi una ricetta pronta a consegna, ma il che fare resta sempre una domanda importante, al di là del titolo di una nota opera. Certo. Clara Mattei. Io prima? Va bene. Vabbè. Ok, tanto No, noi non se vuoi cominciamo, No, volentieri. cominciamo da Mauro, perché Sì, dai, così lui ha fatto un capitolo intero sugli scenari, e quindi e poi veniamo a te, d'accordo? Vado io allora? Sì. Sì. Sì, certo, la questione è cruciale, ma io sono intanto d'accordo con quello che è stato detto finora, no? Credo che in qualche modo i movimenti per la decrescita, i movimenti in qualche modo critici, insomma, del capitalismo, e anche una parte
dei movimenti femministi, decoloniali, antirazzisti, eccetera, di fatto stanno già facendo strada insieme ai movimenti ecologisti e per la decrescita. Io credo che la decrescita, forse più di altri, abbia diciamo, l'ambizione di costruire di costituire un ombrello interpretativo più ampio, no? Dentro il quale ci possono stare tante cose. Dal punto di vista della proposta, ma anche mi chiedevi degli scenari, gli scenari ovviamente discendono in qualche modo un po' dall'analisi, no? Io, a differenza di altri, ho insistito molto sul fatto che questa società industriale, questa società capitalista è in crisi e probabilmente questa crisi non è ovviamente una crisi contingente, insomma non è legata alla crisi finanziaria del 2007, di queste ne abbiamo avute la storia del capitalismo a decine e le ha finora sempre sapute superare. No, non è questo, si tratta di un declino di tempo lungo, no? E questa è tutta un'altra storia, un declino di tempo lungo che ovviamente ha ragioni economiche in senso stretto, un rallentamento della produttività, dell'innovazione tecnologica, no? E su questo io invito anche il pubblico a domandarsi, no? Nella propria vita quotidiana, ma lo sentite questo? Io credo che ciascuno di noi lo senta, lo possa sentire, no? Chi lavora per esempio nella pubblica amministrazione, no? I margini che sono sempre più stretti, chi lavora nella sanità, no? Con i posti letto che anche lì, no? Si riducono, e poi le risposte che vengono date, no? Quanto sono inadeguate, cioè abbiamo veramente bisogno di un nuovo sistema informatico per gestire, che ne so, appunto, no? La sanità negli ospedali piuttosto che quel particolare tipo di servizio nella pubblica amministrazione, piuttosto che quel particolare servizio agli immigrati o all'ambiente, eccetera. Cioè questa innovazione per l'innovazione è davvero necessaria? Io credo ovviamente di no, è funzionale al sistema, questo è chiaro, ma risponde, no, a un'esigenza del tardo capitalismo, che è quella di continuare, se non a fare margini crescenti, almeno a mantenersi in piedi. Per quanto? Non lo sappiamo, ovviamente, non sappiamo esattamente dove il tessuto si lacererà, anzi, ovviamente si sta già lacerando e non è difficile vedere i luoghi in cui queste lacerazioni sono più evidenti, però nelle società occidentali ancora, no, stiamo mantenendo un qualche tipo di continuità, insomma, di benessere. Io credo che anche qui prima o poi i conti, diciamo, i nodi verranno al pettine, e quindi è molto importante cominciare a costruire delle alternative, delle reti, delle comunità che funzionano sulla base di una logica diversa. Anche qui in Friuli so che è attiva per esempio una rete interessante di economie solidali, sociali, di prossimità, alternative in vario modo, e tra l'altro è stata fatta anche una legge su questi temi che è all'avanguardia, e questo per dire è solo un esempio naturalmente, no? Ma quello che mi interessa mettere in luce è che queste piccole pratiche, che sono ovviamente insufficienti oggi a costruire un'alternativa di sistema al modello dominante, è chiaro, tuttavia sono importanti perché, come dire, sono performative, cioè ci indicano una direzione, no? Una strada, e poi soprattutto sono difficilmente sussumibili dalla logica del mercato, no? Perché purtroppo abbiamo visto come in questi decenni, come molte esperienze green, molte esperienze, diciamo,
di economia cosiddetta sociale o alternativa, pensate alla storia del movimento cooperativo per esempio, no, sono state assorbite dalla logica del sistema. E questo quindi è molto importante, poter costruire delle esperienze alternative che siano capaci di resistere alla, diciamo, sussunzione da parte del sistema dominante. Ovviamente poi possiamo analizzare casi più specifici, eccetera. Grazie Marco. Sì, ecco, grazie. Certamente concordo. Vorrei però porre l'accento sul fatto che le crisi più preoccupanti per il sistema sono appunto crisi di natura esistenziale, che derivano dal fatto che le persone che creano e sono l'economia, ok? Per quanto noi siamo convinti che l'economia sia un oggetto esterno, di nuovo questo è il risultato dell'assurdità dell'economia in cui siamo, no? L'economia siamo noi, quindi quando è che c'è crisi? Quando noi che formiamo l'economia, che diamo diciamo la nostra vita alla produzione di valore e quindi di profitto, non ci crediamo più. E questa condizione è la crisi in cui effettivamente crolla, diciamo, la facciata che mantiene il consenso per un sistema che opprime la maggioranza. E io credo che siamo davvero in un momento storico in cui questo consenso sta crollando. E questo è qualcosa che ho esperito in prima persona con i miei libri. I miei libri, siccome scritti 10 anni fa, pubblicati 10 anni fa, tutti mi avrebbero preso per pazza, nessuno avrebbe comprato il mio libro. Il fatto che il libro non sia solo letto in Italia, ma i miei libri precedenti stiano venendo tradotti in tutte le lingue e presi seriamente, indicano il fatto che ci sia un interesse ad andare più a fondo. E questo interesse deriva dal fatto che è sotto gli occhi di tutti il declino sociale e morale del nostro sistema economico. Io vivo a New York, che è la città più ricca al mondo, in cui ci sono più miliardari al mondo, metà della popolazione newyorkese è povera. Abbiamo 100.000 senza tetto che vivono in shelters e ci sono 30.000 bambini che vivono in shelters che sono appunto dormitori pubblici. Ok? Siamo in una situazione in cui la disuguaglianza, e questo è qualcuno come Thomas Piketty che ha mostrato quei numeri, non è mai stata così alta ancora più alta rispetto al periodo precedente alla rivoluzione francese, pensate. Quindi una situazione completamente insostenibile, se ci aggiungiamo appunto il genocidio in corso, le guerre, la crisi ecologica che chiaramente è tantissima la letteratura, c'è per esempio questo bellissimo libro di Bret Christophers che si chiama The Price is Wrong, il prezzo è sbagliato, spero lo traduca, è appena uscito in inglese, che mostra appunto quanto la logica del profitto è incapace di gestire la crisi ecologica, anche se lo Stato fa di tutto per sussidiare questi grossi asset manager che dominano l'economia green. Non basta, perché non è abbastanza profittevole occuparsi del pianeta. Quindi abbiamo bisogno di un completo cambiamento di paradigma. Come fare? Io credo che ci siano due strade, di nuovo. L'immaginazione cresce quando partecipiamo ai cambiamenti, quindi non è certo compito mio prevedere. Però credo che ci siano due strategie che sono state adottate ovviamente in molti momenti storici. La prima è una strategia ex post, se vogliamo, vuol dire che dobbiamo mettere pressione nei confronti dei nostri rappresentanti, quindi le istituzioni pubbliche, le istituzioni governative della democrazia occidentale italiana, per fare manovre che siano contro la logica del sistema. E per quanto appunto ne ho parlato pochissimo, ma l'austerità, che è il mio tema principale di ricerca, sia
un modo in cui il sistema si mantiene in piedi, quindi il fatto che non abbiamo ospedali che funzionano, il fatto che la sanità stia crollando in Italia, che l'educazione stia privatizzata, che le tasse siano regressive, che non ci sia una tassazione sull'eredità, ma i lavoratori paghino tantissime tasse, che ci sia una precarietà del lavoro, tutte queste che sono misure di austerità, sono misure che sostengono il sistema, perché appunto ci mantengono docili. Ecco che una strategia è quella di dire: bene, noi vogliamo le priorità politiche precedenti alle priorità economiche, vogliamo una sanità che funzioni, vogliamo una scuola che funzioni, vogliamo salvaguardare i beni comuni rispetto appunto alla spoliazione del mercato e del privato. Questa è una strada secondo me importante, perché porta il sistema al suo limite interno, perché il punto è che lo Stato capitalistico non può permettersi di non fare austerità, se no crolla, perché cosa succede? Le persone si rendono conto che un'alternativa è possibile. Voglio dare questo esempio perché è importante. Durante il Covid, negli Stati Uniti, i lavoratori hanno ricevuto un assegno per farli sopravvivere quando non potevano andare a lavorare. Lo Stato ha provveduto a dare dei soldi ai propri cittadini senza la necessità di essere mediate dal lavoro salariato. Ebbene, questa minima manovra, diciamo anti-austera, ha creato una escalation di immaginario impensabile. Dal momento in cui è successo questo, la gente si è rifiutata di tornare a lavorare nelle condizioni di sfruttamento precedenti. 50 milioni di americani si sono licenziati e hanno detto: no, adesso noi vogliamo trovare un modo diverso per sopravvivere che non sia quello a cui siamo stati abituati. Gli scioperi sono aumentati, c'è stata tantissima mobilitazione che è dovuta, anche secondo tra l'altro gli economisti neoclassici, molto al fatto che lo Stato ha preso un ruolo che non era consono allo Stato capitalistico. Uno Stato che dà ai suoi cittadini senza pretendere il lavoro salariato è uno Stato problematico, è il motivo per cui tutte le nostre assicurazioni contro la disoccupazione o figurati il reddito di cittadinanza, tutto collegato, condizionato al lavoro salariato. Quindi c'è la strada di pressione contro l'austerità, molto importante, perché appunto fa esplodere dall'interno i limiti del sistema, e dall'altro c'è ovviamente la strategia ex ante, cioè dire: perché non andiamo alla radice e non cerchiamo di cambiare i rapporti di produzione stessi? E di nuovo di proporre delle forme di democrazia economica, appunto dire: non ci può essere democrazia politica se noi non possiamo decidere cosa facciamo per la maggioranza della nostra giornata, tornare a proporre forme democratiche di produzione. In Italia ce n'è tantissime, non se ne parla perché è sconveniente ovviamente, ma per esempio prendiamo il caso della GKN. La GKN, che pochissimi conoscono, è una fabbrica in Toscana, e questi lavoratori che stavano per perdere il lavoro perché dovevano essere, la struttura doveva essere delocalizzata e quindi chiusa in quanto appunto non sufficientemente profittevole, è stata mantenuta in piedi da lavoratori che stanno soffrendo economicamente moltissimi, ma hanno, perché sono loro a poter decidere che cosa fare, delle idee innovativissime anche per produrre per esempio delle biciclette, dei sistemi fotovoltaici effettivamente ecologiche, fuori dalla logica del profitto. Quindi questa idea di ritornare all'idea di consigli di produzione sia nell'industria che nell'agricoltura che nei servizi è possibile. Ed è però ovviamente qualche cosa che di nuovo sarà osteggiata, tant'è che il governo Meloni non ha dato nessun sostegno a questa fabbrica GKN, come non la sta dando a nessun altro di questi progetti. Quindi non possiamo ovviamente contare sul supporto esterno, dobbiamo combattere, e si combatte in maniera creativa, partecipando, e questo secondo me ci darà enorme senso di umanità. Il fatto che io sono, l'ultima cosa che dico, il fatto che io sono adesso impegnata in questo, diciamo, tentativo di mobilitare le persone contro il genocidio a Gaza, facendo disinvestire l'università, è un piccolo passo, ma è un passo che mi sta dando tantissimo significato, sta creando tantissimi legami sociali con i miei colleghi, con i miei studenti. Quindi sono le piccole cose che ci fanno tornare a essere umani in una società che ci disumanizza.
Bene, abbiamo... Le cose da chiedere naturalmente sarebbero ancora molte, ma dobbiamo essere rigorosi, come ci è stato ricordato. Abbiamo pochi minuti, poco meno di un quarto d'ora, quindi prego per qualche domanda, che prego breve, e le risposte altrettanto brevi, altrimenti non ce la facciamo. Grazie. Grazie per gli ottimi interventi. Mi è molto piaciuta la critica, l'analisi mi sembra perfetta. La sintesi mi sembra debole, francamente, però la domanda brevissima è questa. L'idea del basic income, del reddito di base, non nella versione pasticciata chiamata reddito di cittadinanza, ma nella versione originale incondizionato e universale, secondo i relatori, va nella direzione giusta o no? Grazie. Bene, la domanda è sintetica, grazie. Chi vuole cominciare? Non si potrebbe chiedere un tetto alla ricchezza e quindi un taglio alle spese sulle armi in modo da ridistribuire questo reddito e che chi è così ricco come Bezos provi a fare il pasticcere, ad esempio. La domanda è rivolta alla dottoressa Mattei, invece chiedo, senza disturbare nuovamente Marx, non si potrebbe guardare agli altri generi animali che abitano questo pianeta, che vivono da sempre nella democrazia e nell'equità sociale? Grazie. Forse non tutti qui sanno, anche perché noi non c'entriamo niente con questo, che delle multinazionali in Friuli vogliono fare delle trivellazioni per andare a prelevare della acqua a 300 metri di profondità, facendo delle trivellazioni anche in orizzontale per andare a trovare delle pozze sotto il mare. Questa logica risponde al profitto, ma è un esempio, no? Di come noi assistiamo a queste cose probabilmente senza grandi riflessioni, ma di questi casi se ne possono fare tanti. Prima è stato accennato dal professor Bonaiuti che in Regione c'è una legge che promuove i distretti di economia solidale. È una legge che è a disposizione di tutti, perché proprio è una legge, quindi è di tutti, e la difficoltà è trovare persone che veramente si impegnino per trovare delle modalità alternative alle logiche della concorrenza spietata, del profitto senza limiti. È una legge che promuove non solo se può gentilmente venire la domanda, ecco. Perché abbiamo 9 minuti per 3 risposte ciascuno. Ecco, allora, non ce la facciamo, mi dispiace. Mi fermo qui dicendo che c'è la possibilità di informarsi su questo e trovare un impegno proprio per cambiare le rotte. Grazie. Va bene, non so se tutti volete rispondere a tutte le domande, ma siamo veramente alle strette per il problema dei tecnici, e quindi Clara, vuoi iniziare? Sì, mi raccomando, davvero l'ultimo sintetica intervento, come le domande, mi raccomando. Sì. Più sintetica ancora. Grazie mille davvero anche per l'ultimo intervento così fondamentale, perché il fatto che ci lasciamo che ci riducano a passivi consumatori, che ci disinteressiamo delle domande economiche, è la prima cosa a cui dobbiamo opporci. Dobbiamo invece dire no,
non è che non ci interessiamo dell'economico perché pare tecnico e pare distante, pare che siano soltanto gli esperti a capirne più di noi, perché il capitalismo uccide e ci uccide nella nostra quotidianità. E quindi il fatto che adesso ci sia una grossa spinta a privatizzare l'acqua è la nuova frontiera dell'austerità che promuove il profitto capitalistico, e bisogna opporsi quotidianamente mobilitando la nostra comunità. Quindi quando si dicono alternative al capitalismo, chissà che cosa può essere, è questo, è il fatto: incrementiamo la nostra coscienza, rendiamoci conto che l'economia senza il nostro consento non esiste, e quindi agiamo e partecipiamo. Questo è veramente fondamentale. Tornando all'idea del basic income, brevemente, è molto interessante perché ovviamente diciamo, come se lo immaginano quelli della Silicon Valley, è un'idea di nuovo in completa linea con l'austerità, di dire: Stato, sovvenziona sufficiente domanda per i nostri prodotti, senza però mettere in discussione la relazione salariale. Questo è qualcosa che ovviamente non porterà a nessun cambiamento. Se invece noi iniziamo a pensare a un living income, cioè l'idea appunto a un reddito che ci sia sufficiente per farci esistere, questo è potenzialmente una manovra rivoluzionaria e va nella direzione di quello che dicevo, che se riusciamo a spingere, a mettere pressione sui nostri rappresentanti per passare qualche cosa del genere, bene, questo sarebbe davvero un sovvertimento radicale dei rapporti sociali alla base del nostro capitalismo, perché significherebbe che noi potremmo vivere senza dover andare a lavorare per un salario, senza dover sottoporsi a relazione di sfruttamento. Ora, una manovra così sarebbe bellissima, non saremmo più all'interno del capitalismo, ed è il motivo per cui le ricette, sarebbe bello fare questo, questo e quell'altro, sono aria fritta se non ci rendiamo conto che queste idee, capire che il living income effettivamente è una causa che porterebbe a un diverso sistema economico, bene, questo non possiamo pensare che quelli nostri rappresentanti lo faranno se non hanno vera pressione dal basso. E quindi è questo il punto, che queste manovre sono possibili, ma sono possibili se c'è battaglia politica e se c'è movimento e mobilitazioni. Da sole non succedono, e soprattutto non succedono quando sono effettivamente nocive per l'accumulazione di capitale, ma quando sono nocive per l'accumulazione di capitale vuol dire che danno beneficio a noi come esseri umani, e noi dobbiamo prevalere e farci sentire. Grazie Clara. In chiusura Mauro? Sì, sono d'accordo, diciamo sia il reddito di base incondizionato che un tetto, quindi un tetto ai redditi massimi, è sempre stato tra le proposte della decrescita, e come ovviamente ha detto l'amica, il problema è riuscire a farlo perché ovviamente sarebbe un salto antropologico davvero, non solo economico. Un'ultima battuta, no? Si è parlato appunto di reti, di stretti di economia solidale o di economia di prossimità o come la volete chiamare, eccetera, no? Tutto questo spesso suona alle orecchie di chi insomma magari non ha conosciuto questi movimenti, queste realtà anche nel campo dell'agricoltura, della finanza, eccetera, come appunto delle piccole utopie, no? Ecco, questo è pericoloso perché appunto vedete, abbiamo giustamente criticato il capitale, ma per esempio, no? Il capitale non è nemmeno il capitale è un male in sé, cioè nel momento in cui anche la risorsa economica in qualche modo concentrata viene utilizzata
per uno scopo appunto deciso dalla comunità, che è quella di mettere insieme una nuova realtà, non vogliamo chiamarla impresa, chiamiamola in un altro modo, oppure chiamiamola, insomma, ma capite? È che quello che un po', pur tra mille contraddizioni, anche la finanza etica ha tentato di fare in questi anni. Non è da demonizzare, cioè il punto è davvero rimettere questi tasselli, le relazioni sociali da una parte, il capitale dall'altra, l'ambiente, al servizio di un progetto di società diverso. Questo forse è quello che noi così immaginiamo dietro questo, che per ora è uno slogan, della decrescita. Forse, ecco, la parola che potrebbe sostituire, no? Perché molti dicono ma la decrescita è una parola negativa, in effetti noi abbiamo cominciato con uno slogan provocatorio, no? Giusto per dire non è possibile. Forse la parola che potrebbe sostituirla, io sto cominciando a pensare, è cura, no? È in fondo quella che immaginiamo una società della cura, nel tornare al senso etimologico della parola economia. No, esatto, è un po' anche vicino a quello, sì. Cura della casa, cura dell'ambiente, cura delle relazioni, no? Nel senso del poter mantenere, immaginare qualcosa che non va a distruggere le basi stesse della vita e dell'esistenza. Grazie. Bene, io ringrazio davvero i nostri ospiti e vorrei salutare Clara Mattei, se possibile. Grazie Clara. Grazie a voi, mi fa tanto dispiacere non essere lì di persona, spero davvero in futuro di poter... Ciao, grazie, speriamo di averti ospite di nuovo a Vicino Lontano e mi raccomando nel campus continua. Grazie al professor Buonaiuti e naturalmente... Attenzione, arrestano qua, arrestano. Infatti immagino che... E grazie al pubblico, buona serata a tutti. Non sia facile.